Andiamo avanti, parliamo di un nuovo impianto per smaltimento dei rifiuti presentato oggi a Milano. L'obiettivo è di scarica zero. Questo impianto permette il recupero delle terre di spazzamento che possono servire anche per l'edilizia. Vediamo. Questo è quello che ogni giorno viene spazzato dalle strade di Milano e questo quello che può diventare sabbia e ghiaia da impiegare nell'edilizia. La trasformazione avviene nel nuovo impianto dell'ANSA inaugurato a Figino, accanto al termovalorizzatore di Silla 2. Ogni giorno 29.000 tonnellate di sporco vengono ripulite e setacciate per ricavare materiale da impiegare nelle costruzioni, con un doppio vantaggio economico, i ricavi della vendita, e ambientale, perché si riducono anche le scavazioni. Con questo nuovo sforzo Milano raggiunge il 38% dei rifiuti riciclati. Noi ricicliamo adesso il 38% del materiale, prima era il 36%, abbiamo aumentato del 2%, chiediamo anche un piccolo sforzo ai cittadini perché noi vorremmo riciclare anche l'umido. Quanto al progetto del nuovo termovalorizzatore, di cui si discuterà anche in un prossimo consiglio comunale, l'ANSA ribadisce la sua scelta di realizzarlo a sud di Milano entro il 2012, rassicurando però i comuni interessati. Tenete conto che anche il fatto che questi impianti siano inquinanti è assolutamente non vero. Il nuovo impianto consentirà tramite il teleriscaldamento e la produzione di energia elettrica pulita per le famiglie di evitare 90.000 tonnellate anno di emissioni di anidride carbonica. Che cosa significa un dato come questo? Che se noi volessimo piantare degli alberi per arrivare allo stesso risultato dovremmo creare un bosco il doppio della superficie di